Schiavon si ferma per il conclave, paese con il fiato sospeso per la prima fumata. Il quartiere di Sant'Eusebio si mobilita per aiutare la famiglia rimasta senza casa per un incendio. Omicidio di Castelfranco, in carcere l'interrogatorio di garanzia dei 2 giovani arrestati. Ancora predazione in altopiano, domani l'Europa vota per il declassamento del lupo. Migliaia di penne nere in partenza per Biella, la dunata in diretta su Rete Veneta. Commissariamento del Consorzio Brenta non ferma la lista Acqua e Vita, già pronta alle prossime elezioni. Esci per camminare, cade nella scarpata, brutta avventura per un'anziana di Pieve del Grappa. Una manciata di proiettili della Prima Guerra Mondiale trovati in un tombino a Marostica. Una lettera minatoria al sindaco di Carmignano di Brenta, la missiva recita "Viva Fleximan". Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione con l'attesa per l'esito del conclave. Come abbiamo già annunciato nelle passate edizioni della nostra informazione, uno dei papabili, è proprio il caso di dirlo, è il cardinale Parolin di Schiavon. Il paese si è letteralmente fermato, non solo il paese, ma insomma c'è gran parte del Veneto in grande attesa per questo evento. Per noi sul posto c'è Monica Smiderle con Andrea Benetti, pronti ad aggiornarci. Monica, che cosa succede? Buonasera a te Ferdinando, buonasera a tutti i nostri telespettatori. C'è grande attesa qui a Schiavon per l'esito del conclave che porterà all'elezione del nuovo Papa, del successore di Papa Francesco. C'è grande attesa perché il più papabile dei cardinali è il cardinale Pietro Parolin, originario proprio di Schiavon, questo paese di 2600 anime che oggi insomma in qualche modo virtualmente sono all'interno del conclave con il loro Don Piero, perché ancora oggi così viene chiamato il cardinale Parolin qui nel suo paese. La chiesa che vedete alle mie spalle è la chiesa dove è stato battezzato il cardinale Parolin e dove è anche cresciuto spiritualmente. Un paese sicuramente in grande attesa, ma è anche un paese, se vogliamo, in religioso silenzio. Abbiamo cercato di avvicinare il sindaco Simone Dell'Ai, abbiamo sentito telefonicamente anche il parroco Don Luciano Attorni e il parroco emerito Don Luigi Chemello, ma tutti insomma attendono la fumata bianca prima di rilasciare dichiarazioni. Tra poco dovrebbe esserci la prima fumata, la fumata che segue il primo scrutinio. Con ogni probabilità si tratterà di una fumata nera. Storicamente, statisticamente non è mai avvenuto che il Papa venga eletto dopo la prima votazione, quindi stasera si attende appunto questa fumata nera. Tutti gli occhi sono puntati sul insomma camino che esce dalla Cappella Sistina. Domani mattina i 133 cardinali elettori che da oggi sono chiusi in conclave torneranno nuovamente a votare. È attesa una fumata intorno a mezzogiorno, poi in caso di fumata nera si tornerà nuovamente a votare nel pomeriggio con fumate previste alle 17:30 oppure alle 19. È un paese insomma in sospensione in questo momento, anche perché il cardinale Pietro Parolin ha bisogno di 89 voti. Stando alle indiscrezioni si sarebbe presentato in conclave con un pacchetto di circa una cinquantina di voti, quindi ne mancherebbero all'appello circa 40. Bisogna capire durante anche le congregazioni dei giorni scorsi come si sono mossi poi i cardinali che saranno chiamati a eleggere il successore di Papa Bergoglio. A te Ferdinando. Monica, grazie per queste informazioni. Noi naturalmente siamo pronti a ricollegarci con Schiavon se dovessero arrivare notizie e novità, perché l'attesa è davvero spasmodica, ma andiamo avanti con il nostro telegiornale. Vi abbiamo raccontato dell'incendio che ha devastato l'abitazione in cui abitava una famiglia molto numerosa. Oggi la gara di solidarietà del quartiere.
È scattata la gara di solidarietà a favore della famiglia che ieri ha perso la casa nell'incendio che ha divorato questa abitazione. Siamo in via Madonnetta nel quartiere di Sant'Eusebio a Bassano. Si è mosso il comitato di quartiere, ci sono i volontari al lavoro per dare una mano. Io ieri sera stavo tornando da Torino, sono tornato a casa verso le 8:40 e poi stamattina ho letto i messaggi e dato che abito qua dietro sono venuto a dare una mano a fare quel che era possibile. Tutto qui, niente di più e spero che sia stato d'aiuto. È un abbraccio a questa famiglia in difficoltà. Sì, ma anche per far sentire che appunto c'è gente vicino che è pronta ad aiutare, che si mette in gioco. C'è chi pulisce, chi mette nei sacchi, chi sistema i pochi abiti che non sono andati bruciati, chi porta in salvo i giochi dei bambini, una bicicletta, la carrozzina con le bambole, un cuscino a forma di stella, oggetti che raccontano la quotidianità della famiglia Quarteng che fino a ieri viveva in questa casa. 6 figli, il più grande ha 17 anni e frequenta l'istituto Einaudi, la più piccola ne ha 4. Stanotte sono stati ospitati da 2 famiglie mentre i genitori hanno dormito nella casa di accoglienza a San Francesco, ma è chiaro che si tratta di una sistemazione provvisoria. Hanno bisogno quanto prima di trovare una nuova sistemazione, di un tetto dove tornare a vivere tutti insieme. Intanto danno una mano gli amici e i residenti del quartiere. Sono qui per aiutare, no, in lo che ho potuto e questo è lo che dobbiamo fare. Quando una persona sta in difficoltà, dobbiamo essere accoglienti, no? Aiutare, dare tutto lo che abbiamo a casa, lo che non abbiamo bisogno di usare. I vestiti, i giochi per i bambini, il mobile, non so, perché ho visto che tante persone accumuliamo cose e dopo rimane lì. Sentiamo l'appello del capofamiglia. Adesso c'è 2 famiglie a aiutare, una Andrea, lui bravo signore con sua moglie, anche tutta la famiglia, sua figlia è brava, anche una signora si chiama Cinzia. Loro da tanto quando io ho portato mio figlio all'ospedale a Padova, anche loro 2, famiglia 2, hanno aiutato noi, lui bravissimo, adesso noi siamo contenti quando ho trovato loro, grazie a Dio per loro. Adesso però non avete più una casa dove stare, avete delle famiglie che vi stanno dando una mano, ma avete bisogno di una sistemazione. Sì, perché così noi stiamo cercando casa per sistemare quando trova qualcosa così. Che cosa è successo ieri? Che cosa le ha detto sua moglie? A casa ha preso fuoco. E ho detto cosa è successo? Ha detto non lo sa niente perché ha mandato mio figlio piccolo per andare in stanza per prendere roba per lei. Quando il figlio è andato là, il figlio è tornato subito. Mamma, c'è fuoco a stanza noi. Quindi l'appello è quello per una casa, se qualcuno ha una casa disponibile, ricordando che lei comunque ha un lavoro e quindi può pagarlo l'affitto. Sì, adesso io posso pagare affitto perché qua io pagare 450, anche io ho parlato con Andrea, Cinzia, se trova qualcosa quasi 500, anche se 550 io pago perché da tanto io sto, anche con mia famiglia stiamo cercando a casa. Oggi l'interrogatorio di garanzia per i 2 giovani accusati di aver ucciso il 21enne Lorenzo Cristea fuori da una discoteca a Castelfranco. È durato pochi minuti l'interrogatorio davanti al giudice Marco Biagetti, al pubblico ministero Giulio Caprarola che coordina l'inchiesta sul delitto. I 2 giovani sono accusati di omicidio volontario aggravato, tentato omicidio, lesioni volontarie rissa aggravata e porto di armi, nella fattispecie un coltello. Badr Rouaji, 19 anni, e Ta Bennani, 21, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La complessità della situazione non ci consente di capire effettivamente come si siano svolti i fatti, visto appunto che vi sono parecchi soggetti e che si tratta di una situazione appunto non chiara ancora nella dinamica. Bennani, spiegano gli avvocati, è provato. Noi siamo fiduciosi circa la possibilità di dare una lettura adeguata alla vicenda così complicata, anche per quello che è successo prima rispetto all'accadimento di poi, perché è evidente che sono molto significativi
da un punto di vista difensivo eventuali episodi di provocazione. I due ragazzi restano in carcere, mentre i carabinieri continuano le indagini per chiarire i contorni di questa tragedia. È caccia al secondo coltello utilizzato per colpire ripetutamente le vittime. Gli inquirenti lo stanno cercando, mentre in queste ore vengono passati al settaccio i social alla ricerca di eventuali altri video. Non solo, ma si sta cercando di capire come i due arrestati, che non hanno la patente, abbiano potuto raggiungere la discoteca Playa Beach Club di Castelfranco Veneto. È chiaro che è un po' inverosimile che siano arrivati a piedi in quel luogo, ma non è escluso, quindi non possiamo escluderlo a priori. Al momento non abbiamo trovato mezzi di locomozione che potessero giustificare o potessero, come dire, fare in modo di farci capire che loro sono arrivati con quel mezzo lì. L'aggressione è avvenuta nel parcheggio, 3 fendenti inferti a Lorenzo Cristea, addirittura 6, di cui uno potenzialmente mortale, ad Alessandro Bortolami, il 22enne di Zero Branco, rimasto per 2 giorni in pericolo di vita e che è stato trasferito in queste ore nel reparto di chirurgia all'ospedale di Castelfranco. Fondamentale è il video in mano alla procura consegnato da un automobilista di passaggio. Immagini che cristallizzano quei momenti tragici. Tutto quello che da un punto di vista investigativo e poi chiaramente probatorio può essere utile, noi siamo qui per accoglierlo, quindi chiunque dovesse avere video, foto, qualcosa che ci dia la possibilità di fare ancora più luce su questo fatto è pregato appunto di consegnarceli. Lupi scatenati in altopiano, ma domani l'Europa vota per il declassamento della specie. A pochi giorni dall'avvio della stagione dell'alpeggio, i lupi tornano a farsi vivi in altopiano. Stavolta non è tanto l'oggetto della predazione a spaventare i residenti, ma il luogo. I selvatici hanno infatti ucciso e divorato parzialmente una femmina di capriolo in via Gianesoni, nella frazione del Sasso di Asiago. I resti sono stati trovati dagli abitanti in mezzo alla strada, a poca distanza dalle case, e questo non è certo un buon presagio in vista di quello che potrebbe accadere quando migliaia di capi di bestiame torneranno nelle maghe del comprensorio. Proprio per rispondere, finalmente, viene da dire, ai timori e alle istanze di agricoltori e residenti, l'Europa voterà nelle prossime ore per il declassamento del lupo, che potrebbe non essere più una specie particolarmente protetta e potrebbe quindi entrare nella lista degli animali da contenere con azioni mirate. La Lega sostiene convintamente l'abbassamento del grado di protezione del lupo, anche perché non pensiamo che ci siano animali di serie A e animali di serie B. Casi di cronaca degli ultimi anni, sia in Lessinia che sull'altipiano di Asiago che su altre aree del Veneto, hanno dimostrato che ci sono degli oggettivi problemi di convivenza tra il lupo e le attività antropiche. Pensiamo ad esempio alle attività di allevamento. Sono in molti a ricordare come le direttive attualmente in vigore siano legate a una situazione di grande difficoltà della specie, che però fanno sapere dall'Europa ora è cambiata, anche in Veneto. Adesso, dopo oltre 30 anni, il contesto è cambiato, quindi serve anche modificare la normativa. Pensiamo che non ci siano animali di serie A e di serie B, anche la vita di pecore, manze e specie similari merita una tutela, per cui veramente non capiamo e non condividiamo alcuni atteggiamenti ortodossi da parte di alcuni ambienti legati all'ambientalismo. Ma cosa succederà dopo il voto in Europa? Diciamo che gli Stati avranno a disposizione più strumenti per andare in maniera sempre molto ragionevole a contingentare quella che è la diffusione del lupo sui nostri territori. Diffusione del lupo e soprattutto tutte le conseguenze negative che negli ultimi anni abbiamo visto. Ovviamente vi racconteremo l'esito del voto in Europa. Adesso passiamo dall'altopiano al Grappa, dove una donna di 73 anni che era uscita per fare una passeggiata è caduta in una scarpata. Ha perso l'equilibrio mentre stava camminando a bordo strada lungo via Montepertica a Crespano di Pieve del Grappa ed è scivolata in una scarpata, ruzzolando di sotto per diversi metri. Se l'è vista brutta una donna di 73 anni del posto che, dopo essere caduta, ha iniziato a urlare per chiedere aiuto dal momento che non riusciva più a rimettersi in piedi. La sua richiesta è stata avvertita da alcuni residenti nelle case vicino al punto dell'incidente, i primi a prestarle assistenza in attesa dell'arrivo del SUEM 118. Oltre ai sanitari, necessario l'intervento del soccorso alpino pedemontana del Grappa. Una volta raggiunta sono state prestate le prime cure all'anziana che lamentava dolori alla schiena e aveva riportato un probabile trauma alla testa. È stata quindi imbarellata, portata fino alla strada dove l'aspettava l'ambulanza che l'ha condotta all'ospedale di Montebelluna.
Si avvicina l'adunata nazionale degli alpini di Biella, sono tantissime le penne nere che stanno partendo anche dal Bassanese. Un anno fa a Vicenza Biella si mostrava così, pronta ad organizzare ed accogliere nel 2025 la grande adunata delle penne nere. E adesso ci siamo, il 9 maggio l'alzabandiera darà il via ufficiale alla 96esima adunata nazionale degli alpini. Tutto è pronto, 500.000 le persone attese, 80.000 quelle che sfileranno domenica lungo i viali e le piazze della città piemontese. Migliaia gli alpini in partenza dal Bassanese, dal Marosticense, dall'altopiano di Asiago. I gruppi si stanno preparando, alcuni sono già in viaggio, altri partiranno nelle prossime ore. C'è sempre grande attesa, c'è la voglia di ritrovarsi, di stare insieme e di partecipare ai tanti eventi del calendario ufficiale delle manifestazioni, fino al momento clou di domenica, lo sfilamento alpino con il passaggio davanti al Labaro Nazionale alle autorità in mezzo a due ali di folla tra emozione e condivisione dei valori alpini e dell'italianità. E noi vi racconteremo in diretta l'adunata delle penne nere di Biella. Vi racconteremo in diretta l'adunata già da venerdì sera con i primi collegamenti nei telegiornali, poi sabato sera dalle 21 la festa in centro dei cori, le voci, le fanfare, le musiche, tutto quello che riguarda la grande festa tradizionale del sabato sera delle penne nere. Poi domenica mattina dalle 7:30 in diretta per raccontarvi l'ammassamento e lo sfilamento di decine di migliaia di alpini per l'adunata nazionale di Biella fino al passaggio della Steca, una giornata da passare assieme a noi di Rete Veneta per vedere ancora una volta tutto quello che riguarda le penne nere. Cambiamo argomento, passiamo al Consorzio di Bonifica Brenta. Dopo il commissariamento c'è chi guarda già il futuro. Consorzio di Bonifica Brenta commissariato dopo il mancato raggiungimento di un accordo. È ancora forte l'eco del senso di insuccesso, visto l'accaduto anche per la lista L'acqua e Vita, che aveva ottenuto, lo ricordiamo, il maggior consenso nelle ultime elezioni. E Paolo Brotto approfitta anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Sicuramente il commissario è anche un momento di riflessione per tutti, un momento in cui si potrà pensare anche alle prossime elezioni e anche convincere ulteriormente i nostri simpatizzanti e anche futuri elettori a votare una lista che alla fine ha governato 10 anni l'ente, portando ottimi risultati al consorzio e ottenendo anche molti finanziamenti e lavori che gli utenti stanno vedendo. C'è chi ha detto che è entrata la politica in queste elezioni. Ci hanno accusato di essere espressione di una parte politica, ma voglio ribadire che tutti i candidati hanno varie sensibilità politiche, quindi di tutte le estrazioni. Sicuramente la politica è entrata, ma abbiamo visto anche con le nomine è entrata sicuramente non vedendo i fatti, non a favore nostro. Quindi chi parla che abbiamo avuto un appoggio politico deve guardarsi a casa sua, perché gli appoggi, quelli forti, li hanno avuto le altre liste. Chiede alla Regione Veneto che venga rivista la modalità del sistema di voto per evitare che possa ripetersi quello che è accaduto nella scorsa tornata. Chiediamo almeno che ci sia o un premio di maggioranza per la lista che ha avuto più voti, o perlomeno portare il Consiglio a dispari. Proiettili della Prima Guerra Mondiale spuntano da un tombino di Marostica. Vediamo il servizio. In questi ultimi giorni, in un'area collinare, una frazione collinare, in quella che è un tratto tombinato, uno scarico dove si collegano anche delle rogge totalmente interrate, abbiamo fatto la scoperta nella praticamente pulizia di quelli che sono questi tombotti di alcuni colpi di pistole di fucile che risalgono alla Prima Guerra Mondiale. Un pugno di proiettili della Prima Guerra Mondiale è stato rinvenuto dagli operai del comune di Marostica durante i lavori di pulizia di uno scolo interrato. Una sorpresa, ma neanche tanto, visto il numero di reperti e residuati del primo conflitto che continuano ad emergere anche a valle delle aree interessate dai combattimenti.
Il ritrovamento è avvenuto durante la campagna di pulizia della rete di scolle dei tratti tombinati che portano a valle l'acqua piovana dalle colline marosticensi e il primo cittadino si lascia andare a una battuta. Ogni tanto i cittadini hanno ragione a dire che non si è mai passati a pulire. Fa un certo che essere però i primi dal 1918. E Matteo Mozzo oggi ha partecipato a un compleanno molto speciale a Marostica. Tanti auguri ad Amelia Fontana, che proprio oggi compie 100 anni. Anche il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, ha voluto renderle omaggio. Nata il 7 maggio 1925 a Mussolente, era l'ultima di 6 fratelli. Nel 1958, a 33 anni, intraprese un viaggio importante, raggiungendo il fidanzato Luigi Parise a Melbourne, in Australia. Qui i due si sposarono ed ebbero 2 figli. Nel 65 la famiglia rientrò in Italia, stabilendosi a Marostica, dove Amelia Fontana, circondata dall'amore dei suoi cari, si dedicò alle passioni, la cucina e il cucito. Nonna di 4 nipoti e bisnonna del piccolo Teseo, rappresenta per tutta la comunità marosticense un esempio di forza, dedizione e memoria storica. E anche da Rete Veneta buon compleanno alla signora Amelia. Nell'Alta Padovana i Velox portano una lettera anonima minatoria al sindaco di Carmignano di Brenta. Cassa, 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 altro che sicurezza, vergogna, vi auguro di... Viva Fleximen! Sono solo alcune delle frasi inquietanti scritte su una lettera anonima arrivata in municipio al sindaco di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon. Sul tavolo gli autovelox posizionati sulle strade comunali a garanzia della sicurezza degli automobilisti, che pare, dalle parole che si leggono, diano molto fastidio a chi ha scritto il messaggio minatorio. Ma il primo cittadino non intende farsi intimorire. Credo che al di là della gravità dispiace, però noi siamo convinti che siamo sulla strada giusta. I nostri Velox sono 3 all'interno della strada statale SS53, servono da deterrente proprio per correre meno all'interno delle nostre strade. I dati ci danno ragione e soprattutto abbiamo un dato molto molto positivo, che è quello dell'azzeramento degli incidenti, soprattutto in particolare quelli mortali che avvenivano prima dell'installazione di questi Velox. Noi siamo impegnati su questo fronte e l'unico modo per riuscire a risolvere questo problema è proprio mettere le mani nelle tasche dei cittadini, che non vuol dire rubare come qualcuno dice, ma vuol dire far rispettare le regole. È preoccupato lei dopo questa lettera di minacce? Assolutamente no, è chiaro che dispiace ricevere sempre delle minacce, però credo che le persone che non hanno nemmeno il coraggio di firmarsi sono le persone che non valgono la nostra preoccupazione, tantomeno la nostra attenzione. Il sindaco ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno sequestrato la lettera minatoria per risalire all'autore. Certo è, prosegue Pasqualon, per mettere a tacere tutte queste polemiche continue sui Velox e tutelare gli amministratori comunali è necessario che dallo Stato arrivi un segno chiaro. Chiediamo anche, fra l'altro, in questo contesto difficile normativo, che anche il governo, il Ministero in particolare, risolva definitivamente la diatriba omologazione e quant'altro, perché questo metterebbe anche a tacere tutte queste persone che trovano in quegli appigli anche le modalità di fare minacce. Dopo di noi alle 21:15 il nostro direttore Luigi Baccialli avrà come ospiti in una serata molto interessante di Focus Raffaele Addamiano, Anna Maria Bigon, Rosanna Conte, Massimo Iovine, Alessio Morosin, Alessandra Nava, Simonetta Rubinato, Maurizio Trevisiol e Marco Zabai. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.